L'impianto di Susciofu a Villa Sor rappresenta un modello di produzioni agricole che può portare ad un risparmio tra il 25% ed il 30% sul prezzo dei prodotti venduti nei mercati a chilometro zero. Oggi testimoniamo una cosa importante. In questo paese, l'Italia, si è realizzato, dicevo, un sogno. E oggi sono testimone di qualcosa di importante che si è realizzato non solo in Sardegna, che si è realizzato in Italia. Vedere che ci sono investitori esteri che credono in questo territorio, che hanno investito milioni e milioni di euro in una scommessa tutta italiana, dà speranza per il futuro, dà una speranza molto forte, voglia di continuare a credere in questo paese, non solo nella Sardegna ma nell'Italia. Parole importanti, la Sardegna come capofila della produzione di energia alternativa addirittura nel mondo. La Sardegna è capofila sulle strategie per l'energia e per l'ambiente in Europa, lo è già da alcuni mesi, lo siamo per il lungo lavoro che abbiamo svolto in questi anni, che con il lungo lavoro è arrivato il riconoscimento della presidenza della Commissione Energia e Ambiente nel Comitato delle Regioni a Bruxelles. Lo siamo anche in termini concreti, perché quello che predichiamo in Europa è quello che apprendiamo in quello scenario, in quell'osservatorio privilegiato, lo decliniamo in azioni concrete in Sardegna. Questo è un impianto che è unico al mondo per dimensioni, ma è unico per le caratteristiche, perché è un impianto nel quale non solo si produce energia, ma c'è un'attività agricola di alto livello fatta a costi molto competitivi e con formule innovative. Siamo molto contenti dei risultati, perché abbiamo visto che la produzione agricola sta andando molto bene, soprattutto c'è stato già il primo raccolto di rose, la produzione di rose sta procedendo benissimo, e anche per quanto riguarda la produzione di ortaggi e la produzione energetica, quindi da tutti i punti di vista possiamo dire che si tratta di un grande successo. Credetemi che convincere multinazionali come Moser Bar, che sta in India, piuttosto che Genere Electric, non è stato facile, e io credo che loro non abbiano investito più nella professionalità dei sardi prima ancora del progetto, che non esisteva. È passato un anno dai proclami, dopodiché i risultati? Beh, intanto il primo risultato è che ci sono 28 ettari di serre già messe praticamente con le piante messe a dimora, che sa circa 12 ettari a rose, e il resto è completamente fatto con le ortive, che sono le 4 varietà predominanti, praticamente il cavolo, le varietà di cavolo, la lattuga, il sedano e una percentuale di finocchio tardivo. Vissuto questo progetto sin dall'inizio. Sì. Hai visto la sua evoluzione sulla carta, poi timidamente sul campo, e ora a un anno di distanza che cosa attrai? Beh, che non è rimasto lettera morta, anzi in realtà ha avuto un risultato forse pure maggiore dell'aspettativa. Questo non sempre si registra, no?
diciamo, i capisaldi sono quelli, si pensava di fare una cosa con produzione di energia e prodotti agricoli locali insieme, doppio chilometro zero, e questo è stato, ma il rendimento di questi affari, la stagione forse eccezionale, insomma, ha portato un risultato anche economico molto maggiore, quindi un maggior margine per gli agricoltori, dunque un tornaconto per chi vive qua, insomma per i sardi, poi alla fine quello è importante. Io sono affezionato, diciamo, non ci guadagno niente, ma loro sì, e questa è una fortuna.